per non smettere di sognare, per fare ancora bene quei piedi del Monte Cofano, il San Vitolo Capo alla ricerca di un'altra vittoria che potrebbe proiettare la squadra di Mister Colombo lì davanti. Contro però c'è il Bagheria 90-011, una squadra costruita per fare bene, una squadra costruita per stare nei piani alti, e oggi c'è la grande prova del Nobel, la giornata numero 11 del campionato di eccellenza Girone A. Benvenuti qui al Comunale di San Vito per San Vitolo Capo contro Bagheria 90-011. Un saluto qui da Gabriele Rispetta, poi qua può correre Garzia, occhio all'11, alza questo pallone, c'è Musaccia in aria! La parata di Zummo trova la seconda per liberare Mendola largo a sinistra. Mendola mette il cross al centro, tutti a vuoto. Poi Pucci in qualche modo arriva il sinistro da questo. Centrale, la fa su a Rusconi. Garzia per Bulades che mantiene in campo, in qualche modo arriva in aria. Anche da mister Tarantino, poi che arriva al centro, tutti a vuoto. Rusconi la mette fuori, ma ce l'ha comunque in posizione di fuorigioco. Corpo il 90-011 con Serio Polè che arriva in aria, grandissima parata di Rusconi sulla linea, un miracolo autentico di Rusconi. Quando è San Vito ancora con Garzia, ritorna su di lui Di Giorgio, non c'è fallo, occhio quindi al 90-011 che si piega in contropiede, può andare Pellegrino. La Mostaccia, poi che arriva al centro, tutti a vuoto, provala con Mare che sotto porta non riesce a centrare lo schermo. Pucci riprende palla San Vito, Di Giorgio deve andare poi Serie A dalle parti di Bulades, ancora San Vito, Bulades al centro, la chiusura miracolosa in area piccola da parte del Bagheria, ancora con Iezzi che può andare con il destro a giro. Rusconi andare adesso in area Serie A, pallone che arriva proprio lì con lo stacco di amico, miracolo assoluto di Zummo. Riparte adesso il Bagheria con Fricano, larga a sinistra, occhio a Fricano, mette subito il pallone al centro e arriva il gol all'ultimo del Bagheria 90-011. L'eroe del pomeriggio è Mendola che viene anche ammonito, ma non c'è più tempo. Il 90-011 Corsaro compie un'impresa qui a San Vito, batte la rivelazione del torneo e riesce a portare a casa 3 punti, una cosa che quest'anno era riuscita solamente a Licata in campionato su questo complicatissimo campo di San Vitolo Capo.